Ciao, io mi chiamo Gilda, sono un'artista visiva, una scenografa, costumista teatrale e collaboro da qualche anno con Fondazione Aida. Oggi vi svelerò qualche trucchetto per imparare a disegnare un perfetto costume teatrale. Innanzitutto, cos'è un costume teatrale? Un costume teatrale è il vestito, l'abito, che indossano tutti gli attori in scena. Il costume teatrale è importantissimo per l'attore perché gli permette di medesimarsi perfettamente nel ruolo che sta svolgendo. Ma come si realizza questo costume? Per prima cosa bisogna realizzare un progettino, ovvero un bozzetto, che è il disegno del costume teatrale ed è quello che impareremo in questo video. Successivamente i sarti, attraverso il nostro bozzettino, realizzeranno il costume teatrale. Cosa ci serve per disegnare il nostro costume di teatro? Innanzitutto prendete delle riviste di moda, chiedete nel caso a vostra mamma e vostro papà. Poi ci serve un foglio A4, bianco, va benissimo, una matita HB e una gomma. Dopo aver preso il nostro foglio e la matita, scegliamo quale personaggio teatrale vogliamo disegnare. Io per esempio scelgo la strega cattiva di Hansel e Gretel. Voi potete disegnare qualsiasi personaggio. Adesso prendiamo la nostra rivista di moda che ci servirà per disegnare il contorno della figura del nostro bozzetto. Io per esempio ho scelto questa figura qui. Potete scegliere una figura femminile, una maschile, un bambino, una bambina, scegliete pure quello che vi piace di più. Ci servirà per le nostre linee guida. Quello che andremo a fare adesso sono delle semplici figure geometriche. Sembra noioso, ma in realtà è molto semplice e divertente. Facciamo un cerchio per la testa e una linea lunga per il nostro corpo. Per il busto faremo un trapezio, per il lato superiore delle spalle una linea più lunga, per invece la parte inferiore del busto una linea più corta. Per le braccia e le gambe faremo delle semplici linee, ovviamente copiando la posizione della nostra figura. Fatto questo, adesso cercheremo di copiare i contorni della nostra figura femminile, andando oltre la linea che abbiamo appena disegnato. Facciamo una linea centrale che divide il viso e due linee per gli occhi. Finito di disegnare il contorno del nostro figurino, cancelliamo tutte le linee che abbiamo fatto in precedenza. Adesso quello che faremo è prendere la nostra rivista e cercare dei vestiti, delle immagini che possono ispirarci per il nostro costume. Nelle pagine ho visto una capigliatura che può essere interessante per il personaggio della strega. Sfogliando le pagine ho trovato un vestito interessante che potrebbe essere perfetto per il nostro personaggio. Siete liberi di modificare, divertirvi, usate la fantasia. Comincio a disegnare il vestito. Un po' di fantasia e la mia immaginazione e aggiungo un mantello. Anche il cappello mi sembra adatto. Quando disegnate un bozzetto per un costume teatrale, tutte le cose piccole come gli accessori, i cappelli, i gioielli, le collane, i bracciali, disegnateli accanto, così chi poi dovrà realizzarlo vedrà bene quello che volete fare. Ho trovato una collana che mi piace, la copierò. Fatelo anche voi, cercate nella rivista dei gioielli interessanti.
Finito il disegno, cominciamo a colorare. Io uso le matite acquerellabili. Fatelo anche voi, sono molto semplici. Basta colorare tutto con le matite e poi passare un pennello con l'acqua. Non vi preoccupate se non siete precisi, è proprio questo il bello degli acquarelli. Faccio la pelle verde e voilà, la nostra streghetta è finita! Ecco, il nostro tutorial è finito. Adesso provateci voi. Sono sicura che saranno dei costumi teatrali bellissimi. Provateci, disegnate tantissimo e pian piano diventerete sempre più bravi. Ciao!